salvarsi, segnare, sorprendere ancora. Due bei percorsi che si sono messi in evidenza in questo campionato. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Santissima Trinità e Geraci Castellammare, 22esima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Prima di iniziare il minuto di silenzio per ricordare le vittime dopo il crollo del cantiere a Firenze. Lanciato Fernandez in area di rigore, il mancino alto. Guadagnoli dalla distanza, il pallone scorre sul fondo. Calagna, eccolo qui il tiro, raccolto, lo pizzò. Giovagnoli contro Cardinale, Varco, Scalisi, il pallone scorre, Bonamaison, troppo lungo per lui, pane bianco. Battuta bassa, il pallone scorre, il mancino di Giovagnoli, murato. L'azione però rimane viva, Lopizzo, Albanese, cross in mezzo, allontana Adamo, Ogbonda, raso a terra per Di Paola. La battuta in mezzo, Di Paola a vuoto, con Fernandez all'attacco. La squadra che attacca si rende pericolosa. Allo stesso modo, Bonamaison verso Fernandez, la zampata. Parti Calagna, risponde subito Bonamaison. Lancio lungo di Tarantino in mezzo, Taibi, largo di testa, fuori gioco però. La battuta di Calagna, pallone sul secondo palo, Barbagallo allontana. La prima chance di questo secondo tempo. Sponda di Taibi, pallone dietro, Cardinale, giù. Calcio da fuori Calagna. Il pallone per De Morra, subito respinto, ancora De Morra, alzata morbida, Fernandez non spinge verso la porta, a fronteggiare De Morra, Calagna lo supera, si inserisce in area, lascia dietro Danilo Terranova, Barbagallo, il calcio d'angolo, battuta in mezzo sul primo palo. Giovagnoli si sistema il tiro, Scalisi, De Morra, lancio profondo, Giovagnoli, l'appoggio al volo, richiede palla Tarantino, guarda la profondità, si gira molto bene Taibi, area di rigore, Taibi fino in fondo, lo piccio e simulazione, pane bianco, fuori. Giovagnoli, cross in mezzo, la rovesciata di Benuccia che finisce sul fondo. La battuta è corta, pane bianco, morbido in mezzo, Bonda. Ed è ufficiale, dunque lo 0-0 tra Geraci e Castellammare. La Castellammare interrompe la striscia di 4 vittorie consecutive. Il Geraci continua a non segnare